suggerirlo ad altri colleghi, può anche sfruttare questa opportunità, oltre che prendere contatti con l'associazione. Lavoro significativo che con molto piacere vedo, come dire, rilanciato in questa serata molto importante. Quindi ringrazio nuovamente l'ordine e non rubo altro tempo a chi mi seguirà, perché i contenuti da portare sono veramente tanti. Grazie. Bene, grazie dottor Paolo. Quindi direi di cominciare senz'altro con la relazione dell'ingegnere Carlo Bedoricchio, Cioè io ho bisogno al di quale supporto cedo tecnico. la parola. Se non ho Intanto che arrivano le slide, allora, oggi io più che parlare dell'azione del consorzio Acque Risorgive, parlo dell'azione della bonifica in generale, quindi un inquadramento sul territorio regionale. Tra 2 settimane invece ci sarà un altro evento nel quale parleremo invece dell'attività prettamente ambientale che seguiamo in particolare come consorzio Acque Risorgive. Erano sul desktop. Ok. Questa qua. Prego, che sia la mia. Sì, perfetto. Presentazione, diciamo. Benissimo. E quindi veniamo alla presentazione di oggi. Il territorio nazionale, l'Italia e il Veneto in particolare, hanno una lunga tradizione in termini di bonifica e oggi è una tradizione che viene portata avanti nel territorio veneto da 10 consorzi di bonifica più un consorzio di secondo grado che è destinato prevalentemente agli elementi irrigui, all'irrigazione di una porzione del territorio regionale. L'attività che svolgiamo è un'attività che è, sempre nelle premesse faccio un passetto indietro, tutto questo per inquadrare poi il libro in che contesto lavora, in sostanza in che contesto andrà ad inserirsi. Allora, l'attività che svolgiamo come consorzio di bonifica è un'attività che è orientata in principale direzione verso la difesa del territorio dal punto di vista idraulico, quindi l'asciugamento e prosciugamento dei territori. E secondariamente, ma poi non così secondariamente, c'è l'elemento irriguo per la distribuzione dell'acqua ai campi e la produzione agricola. E di più recente introduzione c'è l'attenzione ambientale, che è stato detto nella parte di premesse. Una attenzione ambientale che è venuta crescendo con i primi anni 2000 in Regione Veneto inizialmente, proprio per la vicinanza e anzi l'appartenenza di gran parte del nostro territorio al bacino scolante della laguna di Venezia e quindi a un'area sensibile che necessitava di tutele particolari. E lì è partito attraverso il piano direttore un'azione, diciamo, proprio di miglioramento della qualità delle acque attraverso la rete idrografica dei consorzi di bonifica, che si è via via consolidata entrando in legge 12, che è la legge del 2009 applicata nel 2010 con il riordino dei consorzi di bonifica, con una parte all'interno appunto di questa legge importante anche dal punto di vista ambientale. Quindi oggi i consorzi di bonifica rispetto al passato sono chiamati a lavorare anche per il miglioramento della qualità delle acque che corrono all'interno dei nostri canali. Dobbiamo fare il tutto attraverso un principio di precauzione, di prevenzione del danno ambientale e l'ultimo comma dell'articolo 1 dice proprio che l'azione dei consorzi è orientata a migliorare gli effetti negativi che le azioni antropiche del territorio hanno sull'ambiente e sulla risorsa acqua. L'obiettivo è quello di dare alle generazioni future un territorio ambientale integro da poter godere. Questo è un obiettivo importante e anche difficile da realizzare. La legge 12, dicevo prima, è quella che ha portato anche all'accorpamento di una serie di consorzi, arrivando all'assetto attuale che è dei 10 consorzi che vi dicevo prima, e ha ancora importante innovazione è stata quella di togliere, diciamo, da una sola parola, ma importante come significato, dal nostro più importante strumento di pianificazione, che è il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio, che fino a prima era del territorio rurale e oggi invece è del territorio e basta, del territorio in generale, quindi anche con attenzione alla parte più urbana e non solo a quella agricola del territorio che compone la nostra regione. Ora, nel territorio regionale, 1,2 milioni di ettari, mi aiutano questi box dell'immagine, è la superficie occupata dai consorzi di bonifica, è il 65% del territorio regionale. Di questi 240.000 ettari sono sotto il livello medio del mare e quindi sono assoggettati al funzionamento degli impianti idrovori.
400 sono gli impianti idrovoli nella nostra regione, è un numero molto considerevole rispetto alla quantità di impianti idrovoli sul territorio nazionale. I numeri che abbiamo sono già vecchi perché sono in continua progressione e con una necessità sempre crescente di impianti idrovoli sul territorio, il numero di pompe e di capacità di sollevamento è destinato a crescere rapidamente. Di questi, su questo territorio abitano 4,3 milioni di abitanti, perché ovviamente il resto della regione, quella montana, un po' meno popolata rispetto al territorio di pianura. Infatti il 90% della popolazione abita sui territori di bonifica. L'azione di irrigazione e di difesa del suolo è svolta attraverso la manutenzione e l'esercizio di 26.000 km di canali, dei quali 8.500 circa sono quelli irrigui, praticamente condotte per distribuzione puntuale dell'acqua al campo, mentre 17.800 sono una rete promiscua, una parte utilizzata esclusivamente per la bonifica e una parte, circa 10.000, vediamo poi, invece ad uso promiscuo proprio per distribuzione dell'acqua sia dal punto di vista irrigazione di soccorso, che per un'irrigazione e per un allontanamento delle acque in caso di pioggia. Dei 1.200.000 ettari del comprensorio regionale, abbiamo circa 750.000 ettari sono sotto il livello medio del mare, 357.000 sono a sollevamento meccanico continuativo, cioè devono funzionare le pompe sempre per poter rendere vivibile questo territorio, mentre 98.000 ettari sono a sollevamento meccanico alternato, il che vuol dire che in alcune occasioni possono scaricare le acque senza l'ausilio degli impianti idrovoli e solo in alcune situazioni invece dovremo attivare gli impianti. Sono le aree gialle dell'immagine, mentre le aree verdi sono quelle che sono assoggettate a sollevamento continuativo, perché sono o al di sotto del livello medio mare oppure su una soggiacenza inferiore rispetto allo scarico, perché c'è un canale pensile all'interno del quale dovranno andare a scaricare. Sempre all'interno di questo territorio gestito dai consorzi di bonifica, e 218.000 ettari sono urbanizzati, lo vuole un po' rappresentare l'immagine sulla destra, vedendo quel reticolo viola che copre il resto della regione, sono le aree da carta di uso del suolo urbanizzate. Questi sono 218.000, un 18% della superficie del territorio gestito dai consorzi, quindi è urbanizzato, e il 32% di questi è quello che vediamo evidenziato nella zona viola e sono quelli a sollevamento meccanico, quindi il 32% della urbanizzazione che gestiscono i consorzi è di fatto sotto il livello medio mare. E dicevo prima, questo è un numero che è destinato a crescere per due motivi. Uno, c'è ancora un incremento dell'urbanizzazione che è pur rallentato ma non è arrestato, e l'altro, mantenendo invariata l'urbanizzazione, aumentano le superfici che portiamo sotto macchina, cioè progressivamente costruiamo impianti idrovoli per facilitare o aiutare lo scarico delle acque, lì dove non c'erano prima, scaricavano del flusso naturale, oggi invece hanno degli impianti idrovoli e quindi è in progressiva crescita il giallo in sostanza, cioè delle aree che sono scaricabili naturalmente se i livelli dei corsi d'acqua principali lo consentono, oppure attraverso impianto quando c'è un passaggio dell'onda di piena sul corso d'acqua principale. Dal punto di vista irriguo invece i numeri sono rappresentati qua, il 50% della superficie è anche irrigata, della superficie gestita dai consorzi. Qua abbiamo 400.000 ettari hanno un'irrigazione di soccorso, vuol dire che l'acqua è possibile prelevarla dal canale, che però funziona anche per l'allontanamento delle acque di pioggia, e quindi sono i 10.000 chilometri che vi dicevo prima, mentre 200.000 ettari sono serviti da un'irrigazione strutturata, quindi una condotta o delle canalette che portano l'acqua fino al campo. La rete in questo caso è di 8.500 chilometri, suddivisa in 4.600 a gravità e 3.900 invece in pressione, e irrigando rispettivamente 160.000 ettari o 40.000 ettari. Questa è l'irrigazione ovviamente più pregiata, indispensabile nella parte dell'alta pianura, dove ci sono terreni permeabili e senza una distribuzione di soccorso non garantirebbe lo sviluppo, diciamo, della cultura per portare a reddito.
Questa è un'immagine che racconta gli stessi numeri di prima, però dal punto di vista cartografico. Le aree verdi sono quelle ad irrigazione strutturata, le aree rosse quelle a prevalente irrigazione di soccorso, quindi siamo sotto la fascia delle risorgive, su terreni pesanti, dove l'acqua in un qualche modo riesce a essere trattenuta e quindi è anche meno necessario in termini di irrigazione. La precipitazione fa la parte principale e quando tarda l'arrivo della precipitazione è possibile prelevare acqua dai campi, dai canali per la distribuzione ai campi. Le aree gialle invece sono quelle dove non c'è una distribuzione ben definita fra una tipologia e l'altra di irrigazione, quindi è individuata come zona di irrigazione mista. Le problematiche emergenti che abbiamo su questo territorio, nel territorio nazionale in generale, ma nel nostro in particolare, sono l'incremento del rischio idraulico, l'incremento degli eventi siccitosi, il depauperimento della risorsa, e le cause principali sono ormai note un po' a tutti: consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'uso non sostenibile della risorsa e il cambiamento climatico. Rimanendo sugli elementi del cambiamento climatico, che sono quelli più facili da descrivere, visto anche il poco tempo per lasciare poi spazio alla vera presentazione del libro, riportiamo sempre questa immagine perché l'aumento della temperatura è più facile da percepire ed è, lo dicono anche i dati, negli ultimi anni il trend di incremento della temperatura è ben definito e anche gli effetti al suolo sono ben definiti e visibili e riconoscibili. Mentre in termini di precipitazione, se guardiamo una precipitazione media annua, non osserviamo un trend in crescita o in decrescita, osserviamo invece un sistema abbastanza costante. Quello che si può vedere invece da questa immagine è che la parte più recente, quella a destra dell'immagine, rispetto alla media ha una grande variabilità, quindi abbiamo anni con grande precipitazione, con precipitazioni molto superiori alla media, e anni con precipitazioni invece molto scarse rispetto alla media. Quello che però non si nota da questo, ma lo si percepisce anche per la lettura della stampa, è che indipendentemente dal fatto che mediamente l'anno sia molto piovoso o poco piovoso, cioè sia molto piovoso rispetto alla media o poco piovoso rispetto alla media, è che anche negli anni siccitosi ci sono eventi estremi importanti e così anche quando ce n'è tanta durante l'anno, quella tanta non arriva sempre in maniera ben distribuita come in questi giorni, ma può arrivare con eventi più estremi. E quindi qua riportiamo un'analisi che abbiamo fatto, questo sì, sul comprensorio di acque risorgive, negli ultimi anni, negli ultimi 22 anni, mi pare, di 25 anni di osservazione, quindi fino ad oggi, dal 2001, è un incremento, si vede bene come dal 2018 in avanti c'è un incremento importante degli eventi estremi di precipitazione sul territorio. Questi sono dati che portano a riferimento tempi di ritorno a seconda dei colori da 5-10 anni fino a oltre i 200 anni, però per tutte le durate di precipitazione. Quindi qua dentro ci sono le durate brevi e le durate estreme. E indipendentemente dal fatto che si vadano a osservare piogge brevi intense o piogge lunghe, l'incremento della frequenza di accadimento è facilmente riscontrabile. E questo ovviamente porta a una preoccupazione per chi si occupa di gestione dell'acqua, di regimazione delle piene, che ci porta a individuare, a cercare delle strategie per trovare rimedio a questi eventi. E quindi abbiamo messo in atto delle strategie di adattamento in armonia con le strategie di adattamento europee, nazionali e regionali, che sono riconducibili a un aumento della capacità di invaso, alla riconversione irrigua. Qua ci stiamo parlando prevalentemente del mondo irriguo, il contrasto dell'intrusione salina, che questo è un tema che non ho trattato fino adesso, ma è importantissimo perché riduce la possibilità di utilizzo dell'acqua per l'irrigazione. E poi abbiamo l'interconnessione dei bacini idrografici per poter distribuire l'acqua da una parte all'altra, perché fortunatamente può capitare precipitazione in un territorio e non in un altro, e la ricarica della falda. L'immagine della regione con i puntini riassume il piano laghetti, i piani invasi che hanno fatto i consorzi di bonifica nel territorio qualche anno fa. Sono la top 100 dei progetti di invaso delle acque ai fini irrigui, valgono circa 100 milioni di metri cubi di acqua
senza considerare gli invasi l'acqua che potrebbe essere resa disponibile con eventuali traverse nei grandi fiumi Po Adige per il mantenimento il blocco del cuneo salino e il mantenimento dell'acqua a monte. Quindi solo bacini distribuiti sul territorio, riutilizzando cave dismesse o creandone di nuovi. La totalità di questi interventi però garantirebbe un fabbisogno in caso di siccità di solo 15 o 20 giorni, quindi coprirebbe solo i picchi di irrigazione, quindi non farebbe salva l'irrigazione, ma darebbe un aiuto e ovviamente sono invasi che potrebbero, se l'acqua arriva, essere utilizzati anche cioè riempiti più volte durante l'anno. La strategia invece dal punto di vista scusate, di difesa del suolo è quello di aumentare la capacità di laminazione, la ricalibratura della rete, cioè l'allargamento dei canali, e il contrasto alle specie aliene è un altro problema rilevante e crescente, il potenziamento degli impianti idrovori, sia in capacità di sollevamento che in numero, e il potenziamento del sistema di telecontrollo e allertamento per essere pronti alla gestione della piena, detto che tutto quello sopra è pensato, è programmato, qualche volta è anche progettato fino a livello esecutivo, ma ora che si riesca ad atterrare, quindi si riesca a portare il territorio in sicurezza, i tempi saranno lunghi e quindi dobbiamo imparare a gestire bene gli eventi di piena. Tutto questo lo facciamo per i principi che abbiamo detto all'inizio della presentazione e per quello che ci chiede la legge 12, con attenzione all'ambiente e alle nuove generazioni, per lasciare loro, per quanto possibile, un territorio più integro e godibile. E ovviamente la cosa più importante è avere una strategia per poter continuare a godere del territorio anche paesaggisticamente così come lo conosciamo oggi e in futuro. Io chiudo così la mia presentazione. Introduzione. Sì, grazie Gerardo Ricchio per questa panoramica sul tema del nostro territorio, delle nostre regioni, in sostanza di come siamo messi e delle principali problematiche che lo affliggono. Quindi diamo senz'altro la parola al professor Bixio per l'illustrazione del suo libro. Credo che possiamo senz'altro partire. Bene. Bene, un ringraziamento innanzitutto anche da parte mia all'Ordine degli Ingegneri di Venezia, al Collegio degli Ingegneri e alla Fondazione Ingegneri Veneziani per aver organizzato e per averci invitato a questo evento. Un ringraziamento ed obbligo anche all'Associazione Triveneta dei dirigenti della bonifica che hanno promosso questa iniziativa. Iniziativa che mi è stato spiegato fin dall'inizio non ha uno scopo illustrativo generale, ma uno scopo didattico preciso, cioè di cercare di mettere a disposizione di chi vuole progettare, soprattutto dei giovani ingegneri, uno strumento che consenta di spiegare loro come si realizza un'opera. Allora, questo volume è caratterizzato da una copertina in cui abbiamo messo un impianto idrovoro che è uno dei 20 argomenti principali nei quali si articola il volume. Le pagine che sono venute per questo volume sono parecchie perché allora qua, Forse questa è la copertina solo, bisogna andare alla presentazione. Allora, no, la presentazione c'è, quindi ecco, vado con questo. ecco, la presentazione sarà fatta con l'ingegnere Anna De Fiorenze, che è ingegnere idraulico e quindi può aiutare a rendere più spedita la presentazione, raccomandazione fatta da chi ci ha preceduto in questa sede. Allora, i contenuti del volume. Il volume è notevolmente spesso, è caratterizzato da 725 pagine. 725 pagine probabilmente hanno superato quelli che erano anche gli intendimenti intenzionali dei promotori, che probabilmente si articolavano intorno alle 300-400 pagine. Però quello che ci ha stupito veramente nella redazione del libro è stato vedere quanti argomenti sono strettamente connessi con le opere di bonifica e di irrigazione.
per cui non citare certi argomenti ci è parso una cosa negativa. Perciò abbiamo cercato di dividere gli argomenti in 20 capitoli principali, che sono i principali temi che di solito deve affrontare il progettista, però ciascun capitolo è stato poi suddiviso in molti paragrafi, perché ciascun tema fa riferimento ad aspetti particolari che abbiamo ritenuto opportuno illustrare. Quindi abbiamo 340 paragrafi. Inoltre, d'accordo con l'Associazione Triveneta, abbiamo deciso di cercare una via nuova per la didattica. In cosa consiste questa via nuova? Questa via nuova consiste in questo fatto. Noi sappiamo che dagli allievi che escono dalle nostre scuole hanno una buona conoscenza degli elementi particolari che caratterizzano un'opera, per esempio di come è fatta una pompa, come sono fatte le eliche, eccetera. Però è una difficoltà per loro cercare di inquadrare la singola opera in un ambito più generale, quello dell'intervento complessivo che si deve fare. Perciò ha interpellato i consorzi di bonifica e alcuni consorzi di bonifica si sono resi disponibili a mettere a disposizione delle schede progettuali di cui noi poi cercheremo di parlare. Cosa sono queste schede progettuali? Sono delle schede che illustrano alcune tavole di elementi progettuali che sono stati realizzati, che sono andati a buon fine e che possono costituire un elemento di riferimento per i giovani progettisti. Io dico giovani, ma io credo che possa avere questo ambito di consultazione una vasta disponibilità. Allora, quali sono i temi principali che noi abbiamo ritenuto opportuno citare? Il primo, il più importante, lo capite dalla presentazione che ha fatto anche l'ingegner Bennoricchio, riguarda la bonifica e gli impianti idrovori. Gli impianti idrovori sono uno degli elementi di più frequente utilizzo, di più frequente realizzazione nella regione. Perciò abbiamo ritenuto opportuno soffermarci su questo argomento. Difatti, anche la copertina è dedicata all'impianto di Cavanella Po, che è in provincia di Rovigo, che ha una portata di ben 55.200 litri al secondo. Quindi voi capite, è un volume colossale di acqua sollevata e quindi costituisce un elemento certamente d'onore, un elemento d'orgoglio per la bonifica veneta. Allora, ecco, la distribuzione degli impianti idrovori fa riferimento alle zone, queste in verde in questa figura, che sono collegate soprattutto al di sotto del livello del mare, ma fa riferimento anche a territori che sono al di sopra del livello del mare. L'impianto idrovoro ormai è diventato lo strumento fondamentale, il più veloce per por fine ad allagamenti. Cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto inoltre inserire qualche aspetto che dia ragione dell'importanza che hanno questi impianti per il nostro territorio. E allora all'inizio del libro abbiamo voluto mettere un paragrafo che riguarda gli aspetti dell'evoluzione tecnica della bonifica nel Polesine. Nel Polesine perché è il territorio nel quale che più ha risentito della necessità di questi impianti e dell'evoluzione tecnica per capire come questi impianti si siano sviluppati. Per brevità abbiamo fatto riferimento ai contenuti di un testo molto completo. Uno storico padovano, Giampaolo Romanato, ha dedicato un libro a Giampaolo Matteotti, che ha indicato Giacomo Matteotti, un italiano diverso. Perché abbiamo fatto riferimento a questo libro? Perché questo libro espone un quadro molto dettagliato di quella che era la situazione nel Polesine prima dell'attivazione degli impianti idrovori oppure prima dello sviluppo degli impianti idrovori. Ecco come Romanato descrive la situazione prima dell'arrivo degli impianti idrovori e lascerei la parola ad Anna. Sulle condizioni umane del Polesine dell'Ottocento possediamo un documento illuminante di prima mano. Sono le corrispondenze che Adolfo Rossi, giornalista di successo, scrisse su vari quotidiani nazionali,
riportate sul libro di Giampaolo Romanato. 2/3 della popolazione non mangia che polenta. Solo alla festa e non sempre si permettono il lusso di una fetta di lardo per companatico o di una minestra di riso cotto nell'acqua e condito con 2 gocce d'olio. Certe famiglie si sono ridotte a nutrirsi perfino di cruschello. Con simili nutrimenti, continua il dottore, gli organismi sono deboli, fiacchi, debilitati. Le malattie non hanno mai qui la loro forma caratteristica clinica. Non se ne trova una del tipo ciclico, ma si presentano svisate, complicate e bisogna curarle secondo i casi. Curarle. Spesso manca tutto. Certe cure riescono assolutamente impossibili. E in questa stagione, oltre alla malattia, dovranno soffrire anche il freddo. Si figuri, il freddo e il fumo, perché generalmente non possono bruciare che frasche umide e foglie secche, le quali producono molto fumo, una fiammata e poco calore. Spesso, dopo aver visitato un malato, io devo uscire per poter scrivere la ricetta, tanto è scuro l'interno delle capanne. Vi sono famiglie che patiscono letteralmente la fame? Molte. Casi di morti di fame non ne abbiamo avuti, perché è noto quanto siano sobri questi disgraziati. Poche fette di polenta senza companatico bastano qui all'alimento quotidiano di una famiglia. Ma se la gente non muore per assoluta mancanza di qualsiasi nutrimento, sono parecchi gli abitanti che conducono una vita a cui la morte sarebbe preferibile. Magri, squallidi, gialli, sono afflitti dalla pellagra e da una quantità di altre malattie contro le quali tutte le medicine riescono inutili, perché uno solo sarebbe il rimedio, una migliore alimentazione. Un ufficiale dell'esercito mandato in Polesine per soccorrere gli alluvionati lasciò questa testimonianza. Conosco le miserie dei pastori della Sila, di tanta parte dei contadini della Sicilia e dei terrazzieri dello Ionio, ma non conosco miseria paragonabile a quella nella quale mi imbattei nel Polesine. Cosa bisogna fare allora di fronte a questa situazione? Bisogna cercare un qualche provvedimento che consenta di abbassare il livello delle acque, cioè di ridurre la dimensione delle paludi. Ecco che allora ci si attiva con vari tentativi di risolvere il problema. Questo accade ancora dall'inizio dell'Ottocento. Questo modellino che chi ha frequentato il Dipartimento, l'Istituto di Idraulica, ha certamente visto al di sopra delle scale. È un modellino consegnato da una famiglia marine i cui antenati avevano elaborato uno schema di ruote a pale. Voi vedete diciamo, la semplicità di questo modello. Come funziona? Evidentemente o a mano o con un mezzo animale si gira quell'elica e questa attraverso le pale solleva l'acqua. Ci sono delle documentazioni molto interessanti e sono bellissime le documentazioni raccolte dai consorzi di bonifica che dicono anche, descrivono l'effetto di queste pale. Non è che fosse nullo, era un effetto molto basso, molto ridotto, molto scarso, però un effetto ce l'avevano. A questo dispositivo succede poi un altro dispositivo molto più funzionale, la ruota a schiaffi. La ruota a schiaffo cosa ha di vantaggio rispetto alla precedente? Che ha delle superfici più grandi per sollevare le acque, anch'essa funziona con avviamento manuale da parte dell'uomo o da parte degli animali e anch'essa ha un certo effetto per quanto riguarda il sollevamento delle acque. Questo sollevamento delle acque poi trova questo sistema trova una applicazione, una estrinsecazione efficace quando si inventano le turbine a vapore. Cioè con le turbine a vapore la ruota può avere una certa velocità di rotazione, quindi solleva le acque e incomincia ad avere un effetto palpabile. Ecco che allora sorgono anche delle società di asciugamento nel Polesine. Qui abbiamo un documento della società di asciugamento Dossi Valieri che emette dei buoni
a cui possono aderire i privati per operare il sollevamento delle acque. E qui siamo alla metà dell'Ottocento. Con questo sistema delle ruote a schiaffo certamente si raggiungono risultati positivi. Qui vedete alcune ruote a schiaffo, per esempio di grande diametro della idrovora Dossi Vallieri, quella di cui erano stati emessi quei titoli, che ha 8 metri di diametro e successivamente queste ruote vengono mano a mano potenziate fino ad essere portate a 10 metri di diametro, come vediamo da questa immagine. Però diciamo, questo progredire della tecnica dà luogo a dei risultati positivi. Quali sono i risultati? I risultati positivi sono quelli che adesso vi legge Anna. Tra le figure da ricordare nella costruzione degli impianti idrovori spicca la personalità di Giordano Zangirolami, al quale spetta il titolo di capostipite dei macchinisti polesani. Si era formato alla scuola di Cesare Delotto nei cantieri del Dossi Valieri e del Tartaro Osellin. Rilevato il posto di direttore di macchina del Dossi e fiducioso nella formazione avuta, aveva preso il coraggio di fondare in provincia di Rovigo una sua officina meccanica, che non a caso aveva voluto chiamare stabilimento tecnico, trovandosi in breve tempo a dare lavoro ad oltre 300 persone e dal quale uscirono innumerevoli tecnici specializzati. A Giordano Zangirolami è attribuita la realizzazione di meccanismi di grandi dimensioni, come la grande ruota a schiaffo, la cui immagine campeggia su una parete del consorzio di bonifica a Digefò a Rovigo. Allora voi capite da queste immagini come l'avvento delle ruote a schiaffo dà luogo a dei manufatti che sono consistenti. E questo cosa comporta? Come dice lo scritto che avete sentito, comporta che la manodopera non è solo contadina agricola, è una manodopera che si sposta verso il settore tecnico. Quindi è un progresso tecnico non indifferente. Però questo non basta. Ecco che allora bisogna provvedere con nuovi sistemi. Questi sistemi sono, diciamo, avviati da un ingegnere milanese e da un professore di Padova. Questo è lo schema di del sistema che loro cercano di attivare. In sostanza, di cosa si tratta? È uno schema semplicissimo, è uno schema che voi vedete attuato, anche direi adesso in normali elettrodomestici, che queste figure osservano e cercano di rendere applicato. Cosa abbiamo in sostanza? Noi abbiamo un serbatoio a livello inferiore, che è questo, che ha dell'acqua e noi dobbiamo trasferire l'acqua da questo livello inferiore a questo livello superiore. Come possiamo fare? Il sistema che loro osservano e vogliono attuare dal punto di vista industriale è costituito, è molto semplice. Se noi colleghiamo il serbatoio inferiore con un cilindro rotante e facciamo ruotare l'acqua all'interno di questo cilindro, cosa accade? Che l'acqua si alza in periferia e si abbassa al centro. Per cui, se noi mettiamo la parte superiore di questo serbatoio in contatto, la parte superiore di questo cilindro in contatto con un serbatoio superiore e attiviamo il sistema con una certa continuità per cui l'acqua possa fluire in questo verso, ecco che mano a mano l'acqua passa dal serbatoio inferiore al serbatoio superiore. Questo è un sistema semplicissimo che però viene studiato a fondo, in particolare da un professore padovano. Il professor padovano è Gustavo Bucchia. Gustavo Bucchia è un professore della scuola di architettura e idraulica dell'Università di Padova. È un uomo di grande vigore, non si occupa solo di scienza. La storia dice che una volta, sentito che gli austriaci avevano avviato un combattimento nel comune di Montebello, alla testa dei suoi allievi abbandona l'aula e va a combattere con i suoi allievi. Quindi è un uomo veramente vigoroso. Lui cosa fa?
Lui capisce quello che ha introdotto lo Schlegel e lo attiva con un sistema che voi vedete qui che è primordiale, però che realizza quello schema. Come è fatto questo schema? Questo schema è fatto in questo modo. Allora la parte bassa ha un cilindro rotante che è collegato con una serie di palette superiori. Quando noi mettiamo in rotazione questo sistema, ecco che allora l'acqua viene aspirata dal centro, viene portata al serbatoio superiore. Andando al serbatoio superiore si trasferisce l'acqua all'esterno di quell'involucro. Questo sembra un principio semplicissimo ed è un principio semplicissimo, però si rivela vitale. In particolare, cosa fa Bucchia? Bucchia cerca di indagare quelle che sono le caratteristiche che deve avere il serbatoio superiore. Si è fermato un'altra volta, vediamo un po'. Ecco, indaga in particolare sulle caratteristiche che devono avere questi meccanismi. Qui è ritratto il meccanismo costituito da una ruota inferiore, che è quella con le palette, e dal suo involucro superiore. Ecco cosa trova Bucchia. Dallo svolgimento della teoria meccanica, suffragata da sue ricerche sperimentali, Bucchia viene a concludere che essere il turbine idroforo un'eccellente macchina concia al prosciugamento artificiale dei nostri terreni palustri e per la semplicità del suo organismo, che la rende leggera, robusta, durevole, non soggetta a guasti, di facile applicazione e di modico costo, e molto più per le proprietà dinamiche di cui è dotata che la rendono potente a produrre grandi effetti, senza notevole spreco di forza inutile. Sì. Sì. Ecco che allora con l'invenzione del turbine idroforo si ha un cambiamento del sollevamento degli impianti. All'inizio il principio del turbine idroforo non è che convinca proprio tutti quanti. Difatti qui si vede una idrovora nella quale prudenzialmente l'idrovora per il consorzio Tartaro-Loeslin, siamo nel territorio di Cavarzere, noi abbiamo la ruota a schiaffo come prima, è affiancata da due turbini idrofori. Cioè, in sostanza, chi deve operare dice meglio essere prudenti, adoperiamo sia una cosa che l'altra. Però questo meccanismo si sviluppa rapidamente e porta a notevoli vantaggi. In ogni caso, i principi di sollevamento delle acque, basati sulle ruote a schiaffo o sul turbine idroforo con il supporto di una motrice a vapore, condussero ad una diffusione del prosciugamento dei comprensori di bonifica con impianti idrovori dotati di un'adeguata potenza ed alimentati da combustibili fossili che costituirono una tipologia costruttiva diffusa nelle campagne. Tra queste l'idrovora di Cavendramin, i cui lavori vennero iniziati nel 1900 ed ultimati nel 1903, dotata di 4 pompe della portata complessiva di 11.000 litri al secondo e di motrici a vapore prodotte dalla combustione del carbone, che assolse pienamente le sue funzioni fino alle disastrose alluvioni del Po di Goro del 57 e del 60 e dal manifestarsi del fenomeno di subsidenza a seguito del quale il territorio polesano venne totalmente sconvolto. L'evoluzione tecnica della bonifica, sviluppata particolarmente nel sollevamento delle acque con impianti idrovori, unita alla legge Beccarini numero 869 del 1882 per la bonificazione delle paludi e dei terreni frondosi, avviò il piano di bonifica che in un trentennio trasformò il Polesine, riscattandolo dalla marginalità in cui era confinato fino a quel momento. Furono prosciugati e riguadagnati alle attività produttive 73.000 ettari di terreno su un'estensione di 163.000 ettari. Quando questa provincia cominciò a cambiare aspetto, ad avviare la trasformazione per la bonifica, gli imponenti lavori necessari a completare l'operazione, come l'ausilio dei macchinari più moderni,
massiccio investimento di capitali e largo impiego di manodopera diedero un riconosciuto contributo per tutto ciò che riguarda l'idraulica agraria ed ebbero un effetto volano di cui sarebbe difficile negare l'importanza. Ecco che allora inizia il grande sviluppo della bonifica e il grande progresso delle macchine. Le pompe centrifughe si trasformano in sistemi più efficienti, non sono più simili a quelli del turbine idroforo, però il principio di funzionamento è sempre quello. Ecco che allora si moltiplicano gli impianti idrovori che si trovano diffusi sul territorio anche con dimensioni e con tentativi di costruire meccaniche di notevoli dimensioni. Qui vedete per esempio questo è un impianto idrovoro Barbegara, siamo in provincia di Padova. Questi sono due impianti pompe centrifughe di grande dimensione ad asse verticale, questo è l'asse della pompa, e ad asse orizzontale. Voi vedete a confronto con un uomo che dimensioni assumono. Queste dimensioni in realtà sono un'illusione breve all'inizio dell'attivazione di questi sistemi, perché cosa si verifica? Che portate di questo genere, 10.000-8.500 litri al secondo, non sono sopportabili dai canali. Questo è un errore che non si può fare, cioè in sostanza quando abbiamo portate di questo genere è possibile che l'acqua si asciughi, il canale si asciughi completamente vicino all'idrovora, mentre a distanza non si è attivato. Però c'è entusiasmo per questo tipo di prodotti e così si procede. Poi vengono, e queste noi le abbiamo messe appunto alcuni schemi a scopo didattico, pompe centrifughe ad asse orizzontale, cioè le pompe ad elica, cioè scusate, le pompe ad elica che sono più semplici delle pompe centrifughe perché hanno un'elica alla base a contatto con l'acqua che ruotando pone in rotazione il fluido e lo solleva verso l'alto. Abbiamo le pompe ad elica che sono realizzate con vari schemi. Qui abbiamo pompe ad elica ad asse verticale, pompe ad elica ad asse inclinato, pompe ad elica ad asse orizzontale la precedente, pompe ad elica ad asse inclinato. Ecco che allora eh, il testo che noi abbiamo fatto cerca di descrivere quali sono le peculiarità di queste pompe e quali sono le caratteristiche di impiego più felici. Per cui qui comincia lo scopo didattico, al di là della storia, al di là di quello che si è visto che è necessario fare, per esempio tra questi tipi di pompe si può scegliere quale è conveniente adottare. Poi abbiamo tutto un grande sviluppo di pompe che si conoscono bene. Abbiamo per esempio le pompe sommergibili ad elica nelle varie composizioni che hanno una funzione soprattutto quella di ridurre l'edificio che le contiene, quindi di consentire delle economie di realizzazione, di consentire un facile spostamento in caso di disfunzione di una pompa rispetto all'altra. Abbiamo poi le pompe ad elica, le pompe diciamo a coclea, che sono molto più semplici, molto dotate di un rendimento inferiore, però consentono di sollevare le acque senza ricorrere ad una diciamo, raccolta raffinata del materiale trasportato dalla corrente. E qui il testo si sofferma molto su quelli che sono degli indirizzi costruttivi di costruzione di impianti. Gli indirizzi costruttivi di costruzione di impianti idrovori sono molto numerosi, molto variegati. Noi li abbiamo distinti in due categorie. Gli impianti cosiddetti piccoli o di dimensioni ridotte. Per noi sono quelli che arrivano diffusissimi fino a portate dell'ordine di 5.000 litri al secondo, 5 metri cubi al secondo. Questo è un esempio di un impianto che noi abbiamo progettato effettivamente di scarico delle acque del Bacchiglione. Si vede il canale di arrivo, si vede una vasca di carico, le pompe ad elica, queste pompe sommergibili collegate nel canale di arrivo, le tubazioni che passano al di sopra del corpo arginale e scaricano nel corso d'acqua, in questo caso il Bacchiglione. E la stesso, sempre ai fini didattici, abbiamo messo un po' di schemi che dicono come questo impianto dovrebbe essere progettato all'interno
Allora abbiamo il setto di separazione in arrivo alla griglia, abbiamo le pompe, abbiamo il gruppo elettrogeno che ci deve essere per evitare disfunzioni in caso di mancanza di corrente elettrica e abbiamo tutti i particolari, per esempio la discenderia che va verso le pompe e lo stesso abbiamo nel libro tutte le dimensioni consigliate per quanto riguarda l'applicazione di questi sistemi. Per cui chi volesse dedicarsi ad un progetto trova non solo le singole parti, ma trova anche un valore complessivo. Questa invece è un'idrovora molto più grande, questo è uno schema di idrovore grandi. Noi abbiamo definito idrovore grandi quelle che hanno dai 10.000 litri al secondo in su. Questo è uno schema, un idrovoro che abbiamo progettato che ha risolto un problema notevole di Padova. La città di Padova aveva dei problemi di allagamento notevoli per la zona dell'Arcella. Sui giornali fino a a una decina d'anni fa si leggeva che l'Arcella con grandi eventi meteorici andava sott'acqua. Allora si è deciso di fare un impianto che ha invertito un po' le condizioni di flusso. Anziché portare l'acqua dal Brenta verso la stazione ferroviaria, per intenderci, chi conosce si è progettato questo impianto che inverte il flusso, porta l'acqua dalla stazione ferroviaria fino al Brenta e la immette nel Brenta. Ecco qui che questo è un impianto grosso, voi vedete le dimensioni di questa figura sull'impianto idrovoro e capite come effettivamente si tratti di un impianto importante. Ovviamente cerchiamo di spiegare nel testo anche quelle che sono le caratteristiche delle fondazioni, i diaframmi, eccetera, le distanze tra pompa e così via. Cioè si vuole dare sempre un risvolto didattico a quello che si è scritto. Abbiamo poi messo, per rendere omaggio anche ad alcune importanti realizzazioni fatte nel passato, alcune fotografie di impianti idrovori e poi una tendenza all'evoluzione attuale degli impianti idrovori, che è quella di una commistione in sostanza tra pompe all'aperto e pompe all'interno dell'impianto. Queste sono pompe ad elica ad asse verticale con motore protetto per esterno. Si possono adottare anche queste pompe, per esempio dal punto di vista ambientale si risolve, si riduce notevolmente quella che è la dimensione dell'edificio. Lo stesso, questo è un altro impianto in comune di Loreo. Ecco, quindi io con questo mi fermerei per quanto riguarda gli impianti idrovori. Comunque sappiate che la discussione sugli impianti è notevolmente dettagliata e diffusa. Un capitolo, ecco qua siamo arrivati al capitolo che eravamo riusciti ad illustrare nel precedente incontro di Padova del 22 ottobre. Ci eravamo dovuti fermare qua perché non avevamo più tempo. Adesso cerchiamo di illustrare un'altra parte. Abbiamo isolato una delle parti più importanti a nostro avviso, più significative per la bonifica veneta. Dopo gli impianti idrovoli che fanno parte della cultura, diciamo, di fine Ottocento soprattutto, e anche del Novecento ovviamente perché si portano nel Novecento, la novità grande che si ha nel Novecento nella bonifica veneta è data dallo sviluppo di tecniche per la riduzione del rilascio di inquinanti da sorgenti diffuse di tipo agricolo, urbano e industriale, a cui ha fatto accenno prima l'ingegner Bendoricchio. Da cosa deriva questa esigenza? Questa esigenza deriva da un fatto visivo che si presenta come estremamente negativo, per non dire devastante. Cioè noi abbiamo gli inquinanti che si sviluppano in territorio, possono essere inquinanti di solito classificati da sorgenti puntiformi e da sorgenti diffuse. Quelli puntiformi si sostengono, si limitano con ricorso ai depuratori. Quelli invece di tipo diffuso hanno bisogno di tutta un'altra tecnica che si deve sviluppare. Quali sono le origini degli inquinanti da sorgenti diffuse? Possono essere le strade, le piazze, tutte le superfici di grandi dimensioni, ma sono soprattutto le fonti di origine agricola. Qui abbiamo, adesso io lo cito, è un cognome, un parente di chi mi sta accanto, ma devo citare l'ingegnere, il professor Giuseppe Bendoricchio, che è un po' quello che ha introdotto queste teorie nel Veneto.
Difatti, questa figura è probabilmente una delle più rappresentative della bonifica di fine Novecento. È una di quelle che ha portato maggiori benefici al nostro territorio. Cosa fa Giuseppe Bendoricchio? Giuseppe Bendoricchio non si accontenta della nostra cultura padovana. Lui gira molto gli ambienti culturali europei e anche quelli degli Stati Uniti e lì assorbe il concetto della riduzione degli inquinanti da sorgenti diffuse. Cosa dice questo concetto? Questo concetto, prima ne accennava l'ingegner Bendoricchio, dice questo, che non occorre, è negativo fare quello che si faceva prima, appena arriva una pioggia che porta delle acque in un canale, pompiamole fuori. Questo può essere positivo per la cultura idraulica, ma è nettamente negativo per quanto riguarda la qualità delle acque. Questo fenomeno si è sviluppato in maniera talmente forte, talmente robusto nella pianura veneta da dar luogo ad effetti di quello che vediamo qui, per esempio nel bacino della laguna di Venezia. Con il professor Bendoricchio io ho avuto un buon rapporto perché eravamo in istituti vicini. Io ero idraulica, lui era chimica, quindi ci vedevamo al bar e quindi tutto al bar si risolve sempre tutto, lo sappiamo, no? E allora, anche parlando con lui diceva, dobbiamo cercare di mettere a punto qualche cosa che comprovi questa teoria in maniera che la possiamo cercare di trovarne un'applicazione, diciamo, diffusa. Per far questo abbiamo cercato allora una collaborazione di un ente che è sempre stato vitale per lo sviluppo della bonifica, il consorzio di bonifica. Il consorzio di bonifica in questo caso è stato il consorzio di bonifica del Veneto orientale, che ha messo a disposizione proprie strutture e ha creduto nella ricerca e ha ritenuto opportuno appoggiarla. Allora cosa si è detto? Si è detto in sede tecnica. Cerchiamo di comprovare se questa teoria è vera e e che effetti possa dare. Allora ecco che nel Consorzio del Veneto Orientale abbiamo cercato un ambiente che potesse consentire un confronto tra sperimentazioni. Quello che voi vedete è un bacino a deflusso libero. Cosa significa deflusso libero? È una canaletta del tipo di quelle che si fanno adesso nei campi per fare uscire l'acqua. Allora noi abbiamo preso un bacino a deflusso libero e abbiamo messo una serie di stazioni una stazione di misura che misura l'acqua che defluisce da questo bacino. Voi vedete qui uno stramazzo triangolare per la misura delle portate anche piccole e una registrazione in questi box con la registrazione delle piogge. Accanto a questo bacino se n'è cercato uno di uguale affinitimo che fosse a deflusso controllato. Cosa significa deflusso controllato? Si è messa una paratoia in questo canale e questa paratoia trattiene tutte le acque di pioggia e non le fa uscire. Alla fine si sono confrontati queste due situazioni. Oltre a queste se ne sono confrontate anche altre perché il drenaggio nei campi si fa non solo con le scoline a pelo libero, ma si fa anche con i dreni, cioè con le strutture tubolari sotterranee. Cosa si è verificato? Si è verificato che se per esempio noi prendiamo un bacino a drenaggio libero, in un certo periodo ha smaltito queste quantità di sostanze per quanto riguarda l'azoto totale. Ha smaltito 38 kg per ettaro di azoto totale. Il bacino a drenaggio controllato invece ne ha smaltiti solo 21, quindi ha portato un beneficio notevole. Per quanto riguarda il fosforo totale, il bacino a drenaggio libero ha smaltito 125 grammi per ettaro. Il bacino a deflusso controllato solamente 39. Per quanto riguarda poi i solidi sospesi, il confronto è da 55 a 19. Ecco che allora a noi avevamo un mezzo sperimentale per dire che il sistema funzionava. Qui si sono inseriti ancora l'utilità dei consorzi di bonifica, in particolare un consorzio di bonifica
del Padovano, il consorzio di bonifica allora Adige Bacchiglione. Il presidente di quel consorzio ha creduto a questo sistema che con il professor Bendoricchi abbiamo illustrato. Abbiamo detto, guarda, questo è un sistema che può funzionare. Allora, cosa ha fatto? Ha messo a disposizione un bacino ancora più grande di ben 39 ettari di superficie. 39 ettari dedicati a una sperimentazione sono una cosa audace, perché sicuramente avrebbe potuto essere criticato. Allora, cosa si è fatto? Si è preso questo bacino che era tutto da terreni pianeggianti di uguale superficie e lo si è modellato in maniera da favorire questo meccanismo del contenimento del rilascio degli inquinanti. Su queste procedure ci sono delle formule, anche noi abbiamo fatto riferimento alla forma di Kadlec, e su questa base si è cercato un primo dimensionamento di questi bacini, di questo bacino. Dopodiché lo si è strutturato in maniera da poterla provare effettivamente. Come si è strutturato? Si è strutturato, adesso io non mi soffermo qui, con una serie di canali. Ecco, qui l'acqua entra in questo bacino da questo punto, prosegue lungo questo canale e poi si diffonde in questi vari canali. Come si stabiliscono la geometria di questi canali? Si stabilisce in maniera che se un canale deve essere oggetto di manutenzione, l'acqua possa passare dall'altro e così via. Cioè si è studiato questo fenomeno anche dal punto di vista efficace. Ma questo sistema ha creato un po' di entusiasmo, per cui si è cercato anche di affinare il modello. Come si sono affinati i modelli? I modelli si sono affinati, per esempio, cercando di valutare dal punto di vista numerico le differenziazioni tra la presenza di canneto fitto, che è rappresentato in questa immagine, e di canneto rado, che possono essere i due sistemi che ci sono in queste superfici acquatiche. E si è cercato di avere dei valori numerici che potessero, diciamo, dare un riscontro numerico a questi sistemi. Ecco che allora, per far questo, ancora la disponibilità del consorzio di bonifica, scusate, ecco qua, sì, sì, andiamo avanti ancora. Vediamo. Andiamo avanti. Un attimo che esco da questa Sì. cosa. Ok. Ecco, ha attivato un sistema sperimentale non comune. Cosa è stato fatto? Voi vedete, questi sono i colli di Monselice, sullo sfondo di questo dispositivo sperimentale. Cosa è stato fatto? È stato fatto, ritagliato in una zona al canneto un canale con delle pareti in legno. All'inizio di questo canale è stata immesso una portata d'acqua ed è stato misurato l'effetto della resistenza delle vegetazioni lungo questo canale. Questo è stato fatto con vari tipi di vegetazione che si sono seguiti nell'anno, per cui con delle misure per cui le perdite di carico, quindi la riduzione della velocità alle perdite di carico, sono state valutate come al solito con dispositivi semplici, piezometri. Quindi questo ha consentito di valutare l'effetto delle singole canalizzazioni e di pervenire alla fine ad un modello di funzionamento dell'area che ne poneva in luce le funzionalità. Questo sistema poi ha consentito di vedere varie tipo applicazioni elementari. Per esempio, anziché tenere il canale rettangolare dritto di per sé, era opportuno fare una gollena piantata a canneto, con delle piante vicino, e un andamento curvilineo di questo tipo qua. Io non vi dico quello che è stato per me una delle cose più divertenti quando abbiamo deciso di costruire questo tipo di canale e siamo stati da un vivaio e abbiamo chiesto che ci desse le piante di Phragmites. E dopo con l'impresa si è messa a piantare e passava di là qualcuno che diceva: Ma cosa fai sti qua?
e non vi dico gli epiteti che saltavano fuori, diceva Aise Matti, e Matti era l'epiteto, diciamo, più favorevole che si sentiva, no? Perché dice la filosofia era sempre quella di tirare via queste canne e lì si andavano a piantare. Quindi la cosa è stata anche divertente in questo senso. Ecco, è stata divertente e alcuni sviluppi si sono tentati anche in maniera più robusta. Questo è un canale che si chiama canale di cuore intercluso che porta le acque in laguna. Per cui questo è ad andamento rettilineo e si è fatto tutto con una serie di questi meandri che abbiamo visto in maniera da trattenere il più possibile le acque all'interno del canale e di favorire effetti di fitodepurazione. Ecco, allora, qua c'è stato il colpo finale di beneficio di questo sistema, per cui, ripeto, chi l'ha introdotto viene ad avere un merito storico. Perché cosa si è detto? Si è detto, a un certo punto, noi abbiamo un bacino scolante nella laguna di Venezia, il cui perimetro è questo rosso e che fa capo a questi consorzi di bonifica. Cerchiamo allora di vedere cosa possiamo fare se vogliamo eliminare l'inquinamento dalla laguna. Ecco che allora è venuto fuori il concetto del bacino scolante nella laguna di Venezia. Cioè il bacino scolante è il bacino dei territori che portano le acque nella laguna di Venezia. E questo lo vediamo dopo. Allora cosa è accaduto? È accaduto che io ricordo, abbiamo parlato sempre col professor Bendoricchio in regione, anche la regione ha creduto al sistema e ha detto mettete a punto un sistema informativo territoriale di tutte le canalizzazioni del bacino scolante e vediamo che superfici si possono attivare per sviluppare quel concetto di autodepurazione. Questo è stato fatto, è stato fatto un modello, sono stati fatti modelli e sono arrivate le risorse per la depurazione del bacino scolante nella laguna di Venezia. Ecco che partendo da quei canalini piccoli, eccetera, insignificanti, si è arrivati ad un risultato notevole per quanto riguarda la regione Veneto. Difatti, il fenomeno dell'eutrofizzazione è stato notevolmente contenuto. Dopodiché, ovviamente, questo principio ha trovato larga attuazione, di questo ne ha parlato prima largamente l'ingegner Bentoricchio, in una serie per esempio, questa è proprio un'area umida eh, progettata dall'ingegner Bendoricchio qui vicino a me, per dire come si è cercato di utilizzare tutte le superfici inutili, le superfici che non valgono nulla. Per esempio, questa era una superficie a ridosso di una rotonda autostradale che è collegata che è vicina ad uno scolo, per cercare di dire utilizzo questa superficie inutile per depurare le acque di questo canale qui e allora trasformo quella superficie da arida in superficie umida e quindi ne favorisco il miglioramento qualitativo delle acque. Ecco che allora quella superficie umida viene ad essere caratterizzata da uno sviluppo di vegetazione progressivamente sempre più ampio e con lo sviluppo della vegetazione si hanno altri effetti. Quello dello sviluppo di una flora, anche differenziata, una differenziazione e anche lo sviluppo di una fauna. Questo è stato un esempio, un effetto notevole. Per cui, ripeto, se dovessi dare un giudizio sugli sviluppi della bonifica, dopo la grande progresso per il sollevamento delle acque dell'Ottocento, questo del contenimento dell'inquinamento è stato probabilmente uno dei successi maggiori che si è verificato nell'Ottocento. Ecco, quindi qui abbiamo il bacino scolante. Adesso non so, beh, abbiamo fino alle 7. Avete pazienza fino alle 7? Sì. Avete pazienza fino alle 7? Sì. Va bene, va bene. E allora, allora parliamo un po' dell'irrigazione. Parliamo un po' dell'irrigazione. Dell'irrigazione, allora, l'irrigazione è un tema difficile, per cui noi abbiamo ritenuto opportuno mettere nel nostro, Vedo. sì, nel nostro
nella nostra presentazione questa immagine. Questa è un'immagine allora che si trova nel bacino del Piave. È un'immagine del 1585 in cui chi ha fatto quei lavori che erano allora di irrigazione ha voluto dare conto, dice che noi cerchiamo di fare il meglio possibile, ma sappiamo già che daranno che diranno che staranno a guardare e alla fine ci diranno che abbiamo sbagliato tutto. Questa è una cosa molto utile per gli ingegneri perché sanno quello che li può aspettare. Allora, lasciamo. Sì, 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 lasciamo. Allora, l'iscrizione riporta molti che guarda e pochi se ne intende. Da poi fatto, molti vuol dar la menda. Ecco, quindi questa iscrizione, voi capite, dice quello che possiamo sempre constatare quando l'ingegnere, il tecnico fa qualche cosa, c'è sempre qualcuno che dirà che è tutto sbagliato. E comunque questo è un avvertimento per chi vuole darsi alla progettazione delle opere. Ecco, per quanto riguarda i contenuti, ovviamente noi nel testo ci siamo soffermati su quelli che sono i principi di passaggio dell'acqua dal suolo al sottosuolo, le varie fasi dell'evaporazione, traspirazione, apporto idrico, precipitazione, risalita capillare, percolazione profonda, cioè come si caratterizzano le varie componenti del moto dell'acqua nel suolo se si vuole ottenere un risultato. Quello che abbiamo ritenuto opportuno una cosa abbiamo ritenuto opportuno, riportare quelli che sono i consumi idrici integrali di una coltura. Che bisogno ha una coltura di acqua se noi la riportiamo in metri cubi per ettaro nel corso di una stagione, di un ciclo vegetativo? Perché questo può servire a risolvere tanti casi. Per esempio, se noi prendiamo qua il grano turco, noi del grano turco abbiamo un fabbisogno idrico annuale per arrivare allo sviluppo vegetativo dell'ordine dei 4.000 metri cubi per ettaro. Questi 4.000 metri cubi per ettaro rappresentano un valore notevole, perché se abbiamo 10 ettari da irrigare abbiamo bisogno di 40.000 metri cubi e così via, mano a mano che aumentiamo le superfici. Ecco che allora questo ci può guidare nella scelta delle fonti di approvvigionamento idrico che non sono stati uno dei temi di maggior dibattito negli ultimi anni. Noi abbiamo parlato delle varie fonti di approvvigionamento idrico, distinguendoli in pozzi e campi pozzi, impianti ad acqua fluente, laghetti collinari, piccoli invasi di pianura, aree forestali di infiltrazione, diga di ritenuta. Ciascuno di questi caratterizzato da una documentazione adeguata. E abbiamo cercato anche quelli che sono stati dei risultati storici di questi sistemi. Questo perché? Perché voi avete assistito, per esempio, ultimamente al grande dibattito serbatoi di dighe o serbatoi più piccoli. Vediamo un po', per esempio, cosa dice Giuseppe Medici, che era uno degli artefici principali dell'aggiornamento in campo agronomico per quanto riguarda i laghetti collinari. I laghi collinari possono presentare, come gli invasi di pianura, utilità collaterali a quella irrigua. Essi, come osservato da Giuseppe Medici, meritano una particolare attenzione, in quanto permettono convenienti forme di piccola irrigazione e costituiscono preziose riserve d'acqua per altri impieghi aziendali. Tuttavia, osserva ancora Giuseppe Medici, dal 1952 al 1966, anno del disastro del Vajont, sotto la spinta di un'attiva propaganda e di contributi statali, è stato costruito un numero notevole di laghi collinari, concentrati soprattutto per l'Italia centrale, nell'Emilia, nel Piemonte e negli Abruzzi. Alla fine del 1978 si contavano oltre 8.300 laghi collinari, per una capacità complessiva di circa 270 milioni di metri cubi. Le vicende che hanno portato a questo confortante risultato non sono prive di ombre. Come spesso avviene, la propaganda ha esagerato e così sono stati costruiti laghi collinari
anche laddove non si verificavano le condizioni ottimali per costruirli e poi per utilizzarne l'acqua. Da ciò in successi che in un tempo successivo la propaganda avversa ha illustrato come misura. Ecco, questo per dire che noi abbiamo cercato di illustrare quella che è stata la critica, quelli sono gli aspetti positivi di tutti i sistemi di approvvigionamento idrico perché ogni progettista possa fare i propri calcoli. Abbiamo cercato però di illustrare in particolare quelli che sono, oltre ai piccoli vasi, quelli che sono i metodi meno conosciuti, però che si stanno diffondendo attualmente. Per esempio, le aree forestali di infiltrazione, che sono un prodotto nato soprattutto nel consorzio di bonifica Brenta nell'Alta Padovana e che consistono in questo, come voi attuano questo schema. Cioè noi abbiamo, se abbiamo una superficie, chiediamo al proprietario di poter realizzare una serie di canali, di collettori all'interno di questa superficie. Tra un canale e l'altro possiamo praticare forme di vegetazione che potrebbero essere anche da reddito. Quando noi abbiamo un terreno di questo modo, noi lo trasformiamo come vediamo in questo schema. Quindi che effetto noi cerchiamo di ottenere? Cerchiamo di ottenere un effetto che l'acqua contenuta in quei canali si infiltri al di sotto della superficie del suolo e vada ad alimentare gli acquiferi. Questo, per esempio, nel caso del Consorzio Brenta, è particolarmente importante perché il Consorzio Brenta è uno di quelli che sono caratterizzati da una maggior presenza di risorgive, quindi ha bisogno che questa alimentazione ci sia. Per cui, dopo un po' di tempo, ecco che si vediamo il canale, le forme di vegetazione laterale e, e questo sistema è stato anche ipotizzato come sostitutivo potenziale dei serbatoi. Qui però bisogna vedere una cosa, se noi abbiamo cercato obiettivamente di segnalarla, che questi sistemi hanno bisogno di una alimentazione d'acqua il più possibile continua. Noi cosa abbiamo? Nella stagione invernale può essere continua. Se vediamo il Brenta nella stagione estiva ha vaste aree in secca. Quindi questo sistema non si può adottare, cioè si adotta con risultati inferiori. Cosa è stato, diciamo, citato, soprattutto questo dibattito, è stato citato per esempio adesso nel Veneto nella ipotesi di realizzazione dell'unica diga realizzabile nel Veneto, quella del Vanoi, perché c'è stato chi ha detto noi sostituiamo questo invaso che è dell'ordine dei 20 milioni di metri cubi di acqua invasabile con il metodo di infiltrazione, però non ha chiarito come si possa tenere attivato il sistema di infiltrazione. Cioè, in sostanza, abbiamo visto che tante volte anche in termini giornalistici si esaltano certe forme che sembrano risolutive e risolutive non sono. Per cui un modesto contributo al discernimento di questi problemi, noi speriamo che il nostro libro lo possa avere dato. Poi saltiamo velocemente, perché è meno interessante, su quello che noi facciamo su tutti i sistemi di irrigazione. Ecco, e invece ci teniamo a far vedere che abbiamo cercato di inserire nel testo dei veri e propri progetti di sistemi di irrigazione fondamentali. Per esempio, per l'irrigazione per aspersione, un sistema che adesso è molto limitato, poco adottato, però per noi è estremamente valido, è quello degli impianti di irrigazione a bassa pressione. Cioè voi vedete qui in questo schema noi abbiamo un canale che viene ad alimentare una vasca, qui ci sono delle pompe, le pompe alzano l'acqua e la immettono in questo serbatoio. Dal serbatoio parte la condotta che va ad alimentare la superficie agricola e cosa abbiamo in questo modo? Noi abbiamo un sistema di irrigazione che è molto regolare e costante, perché il serbatoio mantiene il livello immutato e quindi non abbiamo problemi di particolari. Ecco, aspetti, no, qua stiamo tornando indietro, scusate. Ecco, questo è una pianta di quell'impianto di irrigazione a bassa pressione
in cui voi vedete le pompe, il bacino e la condotta in partenza. Quindi questo è un sistema che a nostro avviso potrebbe essere ancora adottato felicemente. Molto più adottati sono i sistemi per pompaggio e quindi noi abbiamo messo degli schemi di dettaglio degli impianti di irrigazione per pompaggio. Abbiamo il canale di arrivo, il filtro, qua abbiamo 5 pompe che immettono in una condotta diamandata sostenuta da una cassa d'aria alla fine e alla fine la condotta va ad alimentare la rete irrigua. Qui vediamo lo stesso impianto, il prospetto, e qui vediamo una sezione dell'impianto. Cioè, ricordando sempre lo scopo didattico che ha il nostro lavoro, noi riteniamo che chi debba progettare un impianto possa avere un quadro di riferimento per cui possa sapere come orientarsi e mettere insieme le varie componenti dell'impianto. Poi si parla di altri sistemi, per esempio molto importante per noi è quello della misurazione dell'acqua di irrigazione. La misura dell'acqua di irrigazione è uno degli elementi dolenti probabilmente dell'irrigazione in tutti i paesi. Da noi l'abbiamo sperimentato. Io personalmente ho avuto qualche suggerimento, mi è stata chiesta qualche indicazione di come progettare un impianto di irrigazione al momento in cui si doveva fare la misura dell'acqua erogata alt. Non si fa assolutamente. Ma cosa ci viene a dire? Ma e come mai non vuole l'acqua del schiena al presidente? Non vuole la misura dell'acqua di irrigazione? È perché se misura l'acqua di irrigazione, dopo la prossima volta non mi leggono più. E quindi questa è la realtà, no? Comunque noi abbiamo cercato di sollecitare ancora questo effetto binomio, perlomeno della tariffazione, cioè non solo far pagare a superficie, ma anche a volume erogato. Tanto più che il volume erogato non deve essere un valore definitivo. Uno può dire, non voglio esagerare col volume erogato, va bene, ti faccio pagare un 10% di quello che tu consumi, o un 5%, però ti do una cultura del risparmio dell'acqua. E quindi noi abbiamo cercato di illustrarlo compiutamente in questo libro proprio questo concetto. Ecco, poi un aspetto importante che abbiamo invece cercato di illustrare in dettaglio è quello della microirrigazione, che è quella che dà di per sé un risparmio idrico notevole, perché da 0,5-0,6 litri al secondo dell'irrigazione per aspersione ci si riduce a 0,3-0,35, quindi si dimezza, e quindi abbiamo cercato di dare al progettista delle linee guida per il progetto di un impianto di microirrigazione. Quindi questo progetto cosa arriva a definire? Deriva a prendere parte da una certa superficie da irrigare con la microirrigazione, poi a dividerlo in settori di una certa area, voi vedete valori precisi, si tratta di un progetto effettivo, e poi di dire quelli che sono, questo per esempio era un progetto di microirrigazione di un impianto a viti, quelle che devono essere le distanze tra le viti, le distanze tra i gocciolatori, la portata erogata da ciascun gocciolatore, la pressione di funzionamento e la lunghezza delle ali gocciolanti. Quindi con un elemento di questo tipo, chi vuole accingersi ad un progetto di microirrigazione può avere uno schema da seguire. Qui vediamo i vari particolari. Un'altra irrigazione molto più limitata che abbiamo cercato di illustrare, però che si sta facendo importante, è stata l'irrigazione antibrina. Perché l'irrigazione antibrina? Perché l'irrigazione antibrina ha subito ultimamente un notevole sviluppo. Noi questo l'abbiamo fatto perché a questa iniziativa questa iniziativa è stata appoggiata anche dai consorzi di bonifica di Trento, le province di Trento e Bolzano. Più che consorzi di bonifica, lì sono consorzi di miglioramento fondiario, però abbiamo osservato da parte loro un notevole interesse. Difatti c'è qualche aspetto che a noi piacerebbe approfondire con loro, e siamo rimasti in contatto per approfondirli, perché in base ai numeri che ci hanno dato.
Per esempio, questo è un impianto antibrina che è stato dimensionato con una portata di 12 litri al secondo per ettaro. Allora noi abbiamo detto, per un'aspersione nostra noi ne abbiamo 0,5, questo ha 24 volte quella dotazione irrigua. Quello che mi ha stupito molto e che ci ha stupito, perché era un po' che noi non progettavamo impianti di irrigazione antibrina, che gli ultimi che avevamo fatto, per cui c'era stato chiesto l'intervento, erano sui 4-5 litri al secondo per ettaro. Invece adesso loro dicono che ci si è orientati verso questi valori e quindi questi sono valori. Qual è il principio dell'irrigazione antibrina? Voi lo sapete, è questo, l'irrigazione si deve attivare soprattutto in primavera quando i meli, io dico meli ma altre piante, fioriscono. Allora cosa accade? Questo fiore è soggetto al gelo e quindi può deperire. Però c'è un vantaggio, il fiore ha un contenuto salino, per cui gela non a 0 gradi, ma a -2 circa, -1, -2 gradi. Allora noi cosa possiamo fare? Possiamo cercare, quando inizia la gelata notturna, di mantenere la temperatura interna del fiore a -2 gradi. Cosa facciamo allora? Cosa si fa con le antibrine? Con l'antibrina iniziano a spruzzare gli irrigatori quando incomincia la temperatura ad andare sotto zero. Quando mano a mano che spruzzano, cosa accade? Che intorno al fiore si forma il ghiaccio. Il ghiaccio quando uno vede questo impianto dice ma avrò fatto proprio bene a progettare un impianto così oppure mi viene qualche dubbio, no? Ecco, il dubbio non viene perché cosa accade? Che l'acqua solidificando libera il calore latente di solidificazione, che è pari a circa 80.000 calorie per chilogrammo o per litro di acqua. Per cui se noi continuiamo a spruzzare intorno a quel fiore si forma il ghiaccio, però il ghiaccio rimane ad una temperatura contenuta che consente la vita del fiore. Quando il fenomeno di gelo è terminato, si può smettere l'irrigazione. Noi mettiamo anche con le componenti di un impianto di irrigazione antibrina, questa è la portata da pozzo perché il punto dolente degli impianti antibrina è quello che ovviamente l'acqua non deve gelare nel corso della nottata, quindi questo l'impianto tipico è quello da pozzo come illustrato qui, e gli irrigatori sono, come si suol dire, sopra chioma, cioè in sostanza lo spruzzo dell'acqua deve venire al di sopra della chioma dell'albero, in maniera che tutto l'elemento vegetale venga ad essere irrorato di acqua. Quindi, a nostro avviso, anche questo può costituire per il progettista una indicazione di massima. Poi abbiamo, dite voi se abbiamo ancora tempo, l'idroelettrico di 10 minuti, 10 minuti. magari lasciamo Sì, 10 minuti. Ecco, 10 minuti, allora l'idroelettrico minore lo liquidiamo velocemente. Noi sappiamo che un interesse grosso da parte degli enti è quello di utilizzare le portate per produrre energia elettrica. Qui noi abbiamo caratterizzato il contenuto con i vari tipi di turbine che possiamo avere. Abbiamo illustrato le turbine Kaplan, le Francis, le Crossflow, le turbine Closso, le Turbo e le turbine di impianto elettrico. Qui non faccio leggere Anna perché abbiamo poco tempo e abbiamo dato un po' di importanza anche ai particolari, in particolare alle scale di risalita per i pesci, perché le scale di risalita per i pesci sono una cosa importante di cui si deve tenere conto. Proprio vuole che leggiamo, ecco, sì, leggiamo questo delle scale di risalita dei pesci. La presenza di un ostacolo di varia natura lungo un corso d'acqua, provocato ad esempio da un impianto idroelettrico, interrompe la continuità dell'ecosistema fluviale ed impedisce alle specie ittiche che la popolano di percorrerlo con continuità. Questo elemento può comportare un degrado dell'ecosistema stesso, a seguito della necessità che ha la forma fluviale di risalire e scendere il corso d'acqua alla ricerca delle condizioni ambientali più idonee. Per consentire tale possibilità risulta necessario progettare una scala di risalita per i pesci,
in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua e delle specie ittiche presenti. La progettazione di tali opere risulta delicata e complessa. Nel giugno 2006 la European Inland Fisheries Advisory Commission, EIFAC, della FAO, ha istituito un gruppo di lavoro a livello europeo sui passaggi per i pesci. Ecco, quindi noi abbiamo inserito i principali schemi di passaggio per i pesci che adesso non vi illustro, ma che trovate nelle riviste. Poi, ecco, io concluderei con questo capitolo della resilienza della bonifica di fronte agli eventi meteorologici estremi, perché questo è un passaggio estremamente delicato, ma estremamente importante, perché fa vedere come la struttura della bonifica possa resistere anche di fronte ad eventi estremi. Allora, eventi estremi, quali sono stati nel corso del tempo? Dobbiamo citare per forza l'evento del 1882, che è probabilmente con quello del 1966 l'evento più gravoso che ci sia mai stato. E allora qua io darei proprio in 2 o 3 minuti, finiamo, se vuole leggere l'alluvione dell'Adige del 1882. La notte del 17 settembre 1882 l'Adige tracimò in vari punti, in Alto Adige, nel Trentino, a Verona. In pianura scavalcò l'argine di sinistra, allagando alcuni comuni del Padovano e sfondò quello di destra a Legnago. Si creò uno squarcio di 300 metri, dai quali le acque, che in quel punto scorrono 1,5 metri più alte della campagna, si disalvearono completamente. Quando la situazione si stabilizzò dopo una quindicina di giorni, la sciagura apparve in tutte le sue immani proporzioni. Quasi 120.000 ettari di terreno allagati e ricoperti in alcuni punti anche da 8 metri d'acqua e circa 9.000 abitazioni distrutte o danneggiate, 40 ponti crollati, il sistema viario e ferroviario gravemente compromesso. Gustavo Bucchia ne descrisse gli effetti con le seguenti parole significative del disastro avvenuto. Oltre 100.000 persone rimasero per qualche mese accampate sugli argini del Po, coperte di stuoie e mantenute dalla carità pubblica. E sul campanile di Bovolenta c'è ancora una lapide illustrativa di quel fenomeno. Dice in sostanza che anche Re Umberto I è andato a vedere il fenomeno e guardando dall'alto del campanile la campagna, i suoi occhi si sono inumiditi, cioè è rimasto anche lui travolto dal senso della tragedia. E noi abbiamo ritenuto qua opportuno ricordare un componimento che è stato fatto in quell'occasione, proprio a dire la forza della bonifica e quelle che sono le, diciamo, quello che è la sensazione che ha dato dell'evento, che è venuta l'evento sulla popolazione. Lascerei la leggere all'anno. Nel 1882 se capita una inondación così grande che non incapiterà mai più. E l'acqua era tanta che faceva paura, e neanche a questura non ha potuto fermare. E l'acqua era tanta che faceva corrente, che neanche coi barche non si poteva starghe da rente. E Re Umberto, cari compatrioti, al vedere sto disastro, e che ha fatto le lacrime agli occhi. E anche i preti e i frati, questo benedizione, non gli ha potuto far niente perché inondazione. O Vergine Santissima, abbiate di me pietà, se anche qualche volta mi so imbriagata. Ecco, io con questo chiuderei l'esposizione. Volevo solo far vedere un'ultima immagine senza parlare ulteriormente, che è quella, qua noi abbiamo tutte le immagini dell'alluvione del 66 che sono preziose, che abbiamo ritenuto riportare nel libro. Qui, per esempio, questa, le mucche che vengono ricoverate in chiesa a San Donà di Piave, il parroco dà l'autorizzazione per salvarle dall'alluvione. Qui abbiamo messo la tenacia, cioè come si riparavano le rotte dei corsi d'acqua. Voi vedete qui una serie di operai che incomincia a piantare i pali al di là della rotta, interviene con le mazze e alla fine questo è il risultato della chiusura della rotta. E poi l'evento del Delta Brenta, gli allagamenti del Padovano e gli allagamenti del Delta del Po.
che sono stati fatti dalla rottura di un argine di un manufatto di regolazione di Vallesina Palpadopoli. L'acqua ha invaso migliaia di ettari. E, e una testimonianza della lotta degli operai contro questo esempio è fatto da questa immagine, l'avamposto dei Desperados. Ecco. Proprio l'ultimo. Vediamo. Basta. Ok. Di particolare rilevanza agli effetti dei danni provocati dagli allagamenti nel delta del Po risulta la parziale sommersione di impianti idrovori con pregiudizio di funzionamento. Il bilancio dell'alluvione dell'isola della Donzella può essere sintetizzato nei seguenti numeri. Oltre 8.000 sfollati dei territori allagati, circa 10.000 ettari di terreno invasi dalle acque che avevano sommerso, oltre alle zone agricole, i centri abitati più popolosi di Catiepolo, Donzella, Scardovani. 2.000 edifici distrutti o danneggiati. L'epica battaglia contro la furia delle mareggiate per la chiusura della sacca degli Scardovari a Porto Tolle è testimoniata dalle immagini del tempo dell'avamposto dei Desperados e delle descrizioni che le accompagnano. La chiusura della rotta si rivelò assai più gravosa del previsto e gli addetti dovettero lavorare in condizioni ambientali proibitive nella stagione tardo autunnale, in presenza di intense precipitazioni, di ghiaccio, di nevischio e con la presenza di un forte vento che rendeva precaria la situazione. E la sera, dopo aver mangiato in un'osteria della zona, gli operai tornavano in una baracca che mani ignote battezzarono come l'avamposto dei Desperados. Ecco, e con queste immagini allora salutiamo tutti gli intervenuti, ringraziamo della loro partecipazione. Grazie tanto. Io ringrazio assolutamente il professor Bixio per la sua relazione, devo dire di grande gradevolezza, la definirei così, oltre ad essere stata una relazione tecnica, ma è esposta con gradevolezza, proprio ci ha fatto apprezzare queste cose. E lo ringrazio in modo particolare per aver citato le vicende del piano direttore del disinquinamento della Laguna di Venezia e del professor Bendovicchio, padre di Carlo, al quale ero molto legato, devo dire, durante gli anni del piano direttore, che ha davvero introdotto per la prima volta, credo, in Italia il concetto della depurazione di origine agricola. E ricordo che il Ministero dell'Ambiente citò a lungo il piano direttore della Laguna di Venezia come esempio e andai personalmente più volte al Ministero a illustrarlo ai colleghi delle altre regioni, proprio per il grado di innovazione che quel piano rappresentava nel tema dell'idraulica e dell'inquinamento delle acque. Quindi è stato, tra l'altro, Cadimezzo ha festeggiato i 25 anni pochi mesi fa, in ottobre siamo stati in una giornata per ricordare appunto l'avvio dell'area umida, che è gestita adesso da un'associazione ambientalista e che è oltre a continuare la sua funzione, diciamo, di disinquinamento delle acque, ma ha anche una funzione ricreativa, perché è meta di gite di scuole, di scolaresche e anche di persone interessate appunto a verificare un esempio. Mi pare che anche il consorzio Acque Risorgive abbia delle aree simili annuali, se non sbaglio, e altre zone che sono state nel frattempo realizzate. Non so se ci sono delle domande, qualche intervento, visto che abbiamo i nostri due relatori ancora qui presenti, qualche curiosità. Se no, ci guardiamo il libro, leggiamo il libro, che immagino che avrà molti altri aspetti su 700 pagine. Sì, difatti ho detto erano 20 capitoli, noi ne abbiamo illustrati 5 o 6, insomma. Quindi chi vuole passare la nostata può andare avanti tranquillamente.
Bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Lo riconosce questo signore qua, se riesce a vederlo. Oh mamma mia, che bello, che bello. Ma lei però io l'avevo riconosciuto. Certo. Mi ha laureato nel 1980, 46 anni fa esatto, era il 21 di febbraio. Me ne manderà una copia una volta. Gliela mando a Italo Saccardo. A Italo